Comandante, la festa ufficiale si terrà a Favara, ma oggi qui a Villa Bonfiglio la deposizione della Corona d'Alloro, oggi festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Quanto è importante anche il vostro ruolo all'interno della sicurezza della strada, di tutto? Un momento di riflessione importante è quello che facciamo oggi, non soltanto perché è la festa delle Forze Armate, ma soprattutto perché è la giornata dell'unità nazionale. Le Forze Armate, ma anche le forze di polizia, sono quelle che proteggono il nostro paese, lo proteggono seguendo i dettami della nostra Costituzione, lo proteggono per rendere le nostre città più vivibili e più sicure. È un momento in cui le cittadinanze apprezzano il nostro operato e particolare il gesto del sindaco di Agrigento che, nonostante le celebrazioni ufficiali della provincia avvengano a Favara, ha inteso comunque deporre nel capoluogo al monumento ai caduti una corona a memoria di tutti coloro i quali hanno donato la loro vita, l'estremo sacrificio, proprio per proteggere il nostro paese. Sindaco, lei ha voluto oggi onorare i caduti, la giornata dell'Unità Nazionale, anteponendo alla festa nazionale anche Agrigento con la deposizione della Corona. La manifestazione ufficiale è a Favara, ma lei ha voluto fortemente dare questo segnale alla città. Sì, oggi è il 4 novembre, non poteva passare inosservato anche qui per Agrigento. È vero che la manifestazione ufficiale è a Favara, però concordata anche con il colonnello provinciale Carabinieri Stingo. Abbiamo voluto fortemente anche dare un segnale alla nostra città. Oggi è un giorno importante, non tanto perché è la festa delle Forze Armate e dell'Unità Italiana, ma perché si rappresenta il sacrificio di tantissimi ragazzi italiani patrioti che durante la Prima Guerra Mondiale persero la loro vita proprio in onore della loro patria.